Partiamo già col primo ospite. Ma sì o no? Ma sì o no? Ma sì o no? Ma sì o no? Ragazzi, Fautore a Carega fa il primissimo ospite. Scusate le spalle. Grazie. Sentite qua in mezzo tra scusa. me e Lady Poison. Madonna, che onore. Che lavori. Ti Oh, va il microfono. mi pare di essere un tronista. Ti ha visto? Oh, chiediamo a Vittorio sto microfono specialmente fashion, perché se chiediamo quello là agiato aveva problemi di Sì, travagliamento. ultimamente ho una specie di Parkinson che non è esattamente un Parkinson, ma se dovuto altre robe, insomma. Pratiche solitarie. Sì, e purtroppo ultimamente bisogna che mi arrangia e te sei. Va bene, dai Vittorio, cosa hai avuto resta. momenti del passaggio? Sì, speriamo che il passo è presto, Adesso dai. che si venuto da tosi di campagna a fare il tronista, secondo me troviamo anche delle tosate di campagna. Ma sì o no? Che vuoi corteggiare. E dopo ti vorrà dire ma sì o no? Ma sì o no? E ora ragazzi, Vittorio, adesso Gladio vedi qua tranquillo, in veste molto fashion, ma io in realtà è il cantante dei Drivers, è vero? Sì. E chissà perché Drivers, tu ci dicevi che guidi gli autobus della CTV. Sì, e qualche volta mi tocca, bisogna che faccia anche qui, ho fatto stamattina, lo farò domani. Quindi ragazzi, io Ottimo faccio mai il servizio. gruppo Drivers proprio Perché so pilota. Perché si Pilota, sì, è una maniera più bella di dire, perché autista mi fanno Sì, proprio no, già era da chiaro. CTV, insomma, invece pilota mi fanno roba più professionale. In realtà io sei appunto qua da solo perché sei io i Drivers, cioè sei no, è vero, sei un progetto solista, no? Sì. Io quando che sta a momento a fare il disco ti va a portare il disco. Arrivo qua. Ah, ecco, no. Arrivo qua, aspetta. Dove sei che te sei ma te sei da fregarlo? Sei attaccato alla schiena. Ti ho autofregato a casa Sì, tua, dal negozio. Ecco Qua. questo è il disco che ha fatto Vittorio. Ah no? Se puoi Tutto artigianale. Esattamente, io che ha proprio tolto, che ha scritto tutte le canzoni, e che ha tolto i musicisti. Sì, è vero. E che ha fatto sto disco. Sì, è una roba, come dire, un'idea che avevo in testa e come, non so, un fulmine, Dio, mi si è saltato a fare sta roba. Dai. E diciamo che sotto un certo punto di vista c'è stanca e, come dire, una specie di miracolo perché, sì, ho avuto fortuna, innanzitutto, e già era un vostro fans, no? Allora, amico, ho visto che avevo il CD, no? E ho visto da Dio scritto Majesty Studio, no? Ho detto, Madonna, sei qua a Scorsese. Te che sapevo che dopo ieri a Scorsese. Ho saputo che era a Sì, Scorsese. da Scorsese. E mi sono a Quindi Scorsese. te fai la linea Scorsese Venezia, che linea ha fatto col pullman? Sì, No, che quello Scorsese. da casa, se qualche duri te che ha visto, se te vede anche a lavoro che viene. Sì, fa su Io Scorsese. sono entrata in pullman quando c'era lui, per esempio. Come guido. Servizio perfetto. Grazie. Servizio Grazie. pilota. è aperto davanti, da dritto. Da dritto. Anche la capota. Sempre gli stessi concetti. No, se parla delle porte del pullman, anche in mezzo, sì o no? Io Magari, va bene. non dai. ha problemi. Diversaria dappertutto, va bene. Esattamente. E ora Vittorio, te si dà al Majestic Studio e te che hai fatto? Esatto. Mi sono data da Marino, santo fio, bravissimo, Vai. un grande che proprio mi praticamente che sai- canticchiavo. Ciao Marino. Salutiamo anche Marino. del Marino, Majestic, stammi che bene che tra poco. Grande Marino. E niente, come posso dire, da cosa sei nata cosa, pareva che fosse una stupidata, ho detto guarda, voglio cavarmi una soddisfazione, nella vita ti sa, bisogna cavarsi sì, se no. vado però ti sa, prima volta è venuto fuori, secondo me, una bella canzone, dopo anche a qui che ho fatto ascoltare, tutti non ci credeva, pensava che fosse... E Invece invece... so che te che hai avuto un bel riscontro anche sul MySpace, su tutto quanto. Sì, non no? posso aumentarmi, ho avuto delle buone soddisfazioni. Ti dico, gente che mi conosce, che ho dovuto far fatica a fargli credere che ero mio, insomma. Quindi tra un po' ti vediamo a Sanremo, insomma. Sì o no? Invece speriamo perché Vittorio è venuto in trasmissione e ho invitato proprio perché io a vedere simboleggia il fatto di mettersi in gioco in prima persona quando che robe non te va bene. È vero? Sì, grazie. Perché io hai visto per televisione e anche ascoltato per radio tutte delle robe che adesso ne conterà, spero.
So, se robe che la musica se... italiana ti ha un fatto venire un fiato orchite, diciamo, come che si dice in gergo. Cioè, diciamo che beh, uno che ha un fiato di senso critico lo capisce da solo, il panorama musicale è monopolizzato da chi che ha dai personaggi che sappiamo, insomma, e cosa ti fa? Te fa cloni, te fa secondo me. Ma guarda che ti canni proprio il spirito dei toni. No, perché cioè, ti guardi anche questi tosati che va. Cosa che sei? Una che, cioè, a voce, no, ti senti che cosa ti fai? Cerca di imitare chi ha, come si chiamava, a sorella Lorena, a Mia Martini, come timbro di voce. Okay. Dopo qualche poveraccio cerca di fare il verso a Amy Winehouse.